Yeah, Big Bobby D, lo sai, mangia fuoco. FC Click, Sì, mangia fuoco baby. Yeah. E non ti preoccupare, No. SHA. Lo sai che le cose vanno, vengono. Sì. Yeah. Ma chi l'ha detto che chi dorme i pesci non piglia? Non li piglia chi ricerca il mare dentro una conchiglia. Non li piglia chi dorme, ma chi dorme da sveglio. Si può fare grande pesca e poi sfruttarla a risveglio. Quello che di giorno non vede, non sento, posso adesso trasformarlo come quando incastro stempo. È come quando la mente è libera di girare. Puoi raggiungere posti inesplorati da esplorare. Puoi capire le cose che da sveglio non puoi, perché è troppo immerso nella routine dei cazzi tuoi. Questo mondo materiale che ruba la morale, dove il mondo spirituale è il bene al di là del male, uomo. Yeah. E non buttarti giù se tutto a posto baby, non ti preoccupare. Se le cose non vanno, nuovo posto dove andare baby. Yeah. Tutto a posto baby, tutto a posto. FC Click, mangia fuoco. Com'è che da stanotte son più sveglio nel sonno? I pensieri vanno in ordine soltanto quando dormo. Ancora 4 quarti e qui si viaggia a fari spenti. Si vive di rimpianti in balia degli eventi. Sempre sul chi vive dalle ferite, sopravvive nella fine. Sulle cime ancora sfogo queste rime. Da sempre in volo, poi l'impatto sopra il suolo. Ripartirò da zero e sfido i passe come solo. Se il reale è un'abitudine, la vivo di attitudine. Il mio destino è scritto alla penna come incudine. Qui non mi accontento se vivo ogni mio evento diviso in fotogrammi, momento per momento. Un codice di parole tra abitudine, muse e ruole. Ho scelto, faccio questo e con la mente viaggio altrove. E se quello che racconto sangue inchiostro sul diario, solo un altro atto poi si chiuderà il sipario. Tutto a posto baby, non ti preoccupare. Se le cose non vanno, nuovo posto dove andare baby. Yeah. Tutto a posto baby, tutto a posto. Guarda, boh, sinceramente io mi sto ricredendo su molte cose e niente, sto facendo molta ricerca interiore e ho iniziato anche a fare meditazioni, diciamo. Sì, questa cosa dei sogni, cioè non vanno sottovalutati i sogni, perché io sinceramente sto arrivando a pensare che la vera dimensione, la nostra vera dimensione reale, non sia quella in cui diciamo siamo svegli, viviamo ogni giorno da svegli, ma sia quella in cui ci ritroviamo nel momento in cui stiamo dormendo, perché cioè in stato di veglia siamo come se fossimo prigionieri di un corpo che è pieno di limiti e che in realtà non ci appartiene, cioè è solo un corpo, come se fosse una carcassa, mentre noi in realtà possiamo volare, possiamo viaggiare di mondo in mondo. Io credo che ognuno di noi abbia già vissuto precedentemente e tornerà a vivere un'altra vita dopo di questa, cioè quindi veramente non vale la pena di incazzarsi per certe cose, veramente bro. Tutto a posto baby, non ti preoccupare. Se le cose non vanno, nuovo posto dove andare baby. Yeah. Tutto a posto baby, tutto a posto.